Cresce la spesa del Natale isolano, 726 milioni la stima di Confartigianato e Unioncamere, 2/3 andranno per alimentari e bevande di produzione locale. E ora parliamo delle spese di Natale che sono in aumento per cenoni e regali, una tendenza che favorisce i prodotti locali e su misura l'analisi di Confartigianato che invita a comprare il Made in Sardegna. Sentiamo Francesco Riccardi. Cresce quest'anno la spesa dei sardi per Natale, 726 milioni di euro il totale, 41 in più sul 2023. Poco più di 500 milioni sono destinati ad alimentari e bevande, 225 ad altri prodotti e servizi tipici delle festività. È la stima della Confartigianato isolana su dati Istat e Unioncamere, che mette in evidenza quanto l'occasione festiva sia favorevole alle produzioni tipiche e su misura. Circa 8.500 le imprese artigiane dell'isola, ovvero il 30% delle piccole e medie aziende sarde, che con più di 20.000 addetti lavorano nei settori in cui si realizzano i possibili regali di Natale, tra doni e acquisti anche abiti e gioielli, tessili per la casa, utensili domestici e per il giardino, articoli sportivi, libri e servizi di cura della persona. Con 222 milioni le spese più ampie si registrano nel Sassarese e in Gallura, seguite dai 196 milioni di Cagliari. Nel Sud Sardegna si spenderanno 149 milioni, in gran parte come nelle altre province dell'isola, per cose da mangiare e bevande. A Nuoro 91, a Oristano 67. Sassari e Gallura guidano anche la classifica della produzione natalizia, con 2.700 imprese e oltre 6.700 addetti. L'altro polo è il Cagliaritano, dove 5.000 persone lavorano in poco meno di 2.000 aziende artigianali. Da Confartigianato un invito ad acquistare locale, scelta etica che sostiene l'intera comunità.